Allora, io capisco perfettamente che il corsivo non possa piacere a tutti, però datevi una regolata. Io capisco che magari abbiate vite tristi, infelici, perché guardando i vostri profili questo dimostrate. Mi riferisco a queste persone. Per quale strano, assurdo motivo dovrò essere picchiata? Perché ho creato un personaggio ironico? Perché parlo il corsivo? Perché mi hanno mandato in TV? Perché non ho saputo la Divina Commedia? Per non parlare di questo altro tipo di persone, quelli che mi augurano la morte. E giuro che ce ne sono tante, io ho trovato solo 2 screen, però ne ho letti parecchi di commenti del genere. E in questo caso vi assicuro che siete voi a dovervi vergognare, non io che non ho saputo chi è Dante o che parlo corsivo. Viviamo in una società in cui va di moda insultare, prendere in giro, offendere pesantemente una ragazza. Una ragazza che a voi non ha mai fatto nulla, non ha mai fatto del male a nessuno, anzi. La cosa che mi fa letteralmente morire da ridere è che se venite presi uno per uno non avreste il coraggio di dire nemmeno una parola. Siete tutti leoni da tastiera. E dico questo perché me ne sono resa conto io in primis. Dal vivo non c'è mai stata una persona, solo una, che ha osato insultarmi, che ha osato deridere. Anzi, dal vivo siete tutti carini, dolci, oddio, io ti seguo di qua, di là. Quando magari siete le stesse persone che sui direct, sui commenti per farsi vedere, perché dietro il telefono siete bravi tutti, siete i primi a insultarmi, a dirmi che devo morire o mi date della troia. Vi state accanendo contro una ragazza che non vi ha fatto nulla. Sono una ragazza di 19 anni, ho una vita normalissima, ho intrapreso il percorso sui social per puro divertimento. E vi dirò di più, io parlo corsivo su TikTok da ottobre circa e fino a un mese fa nessuno mi insultava, anzi, tutti carini che mi facevano complimenti. È bastata una sola persona, una sola cosa a far scatenare il putiferio. E questo per farvi capire che siete solo una massa di pecore. Io magari non ho saputo la Divina Commedia, ma questo non giustifica il fatto che voi dobbiate scrivermi certe cose. Grazie a Dio a me non me ne frega assolutamente un cazzo. Io continuo comunque a testa alta con le persone che mi seguono e ieri sera, alla mia prima serata, me l'avete anche dimostrato. Però ciò è per farvi capire che se al posto mio ci fosse stata un'altra ragazza e voi gli avreste scritto certe cose, vi assicuro che se magari lei aveva un carattere più debole ci poteva stare molto male. Perciò spero che vi facciate un esame di coscienza tutti quanti.